Buon pomeriggio, ben trovati all'appuntamento con l'informazione su Telefriuli, ora in onda per poi lasciare spazio alla poltronissima sulla gara Udinese-Juventus. Apriamo parlando dell'attesa che c'è alla base USAF di Aviano per l'arrivo dei profughi afghani. La località pordenonese farà da scalo per i civili che verranno poi trasportati negli Stati Uniti. Il sindaco di Aviano, Ilario De Marco, ci aggiorna sulla situazione. Si dice orgoglioso che il suo paese sia citato questa volta per un intervento umanitario. Noi abbiamo avuto un'informazione ufficiale da parte del prefetto che Aviano sarà scalo di profughi provenienti dall'Afghanistan evacuati dalle forze armate americane. Questo è quello che sappiamo e al momento non vediamo grandi movimenti, quindi probabilmente questo avverrà tra oggi e domani probabilmente. Non siamo preoccupati perché il tutto si svolgerà all'interno della base, non interessando l'area esterna. È motivo anche di soddisfazione perché la base italiana è sempre stata conosciuta per attività di guerra oppure legati a attività di presidio al territorio. Il fatto che oggi sia menzionata come un luogo di accoglienza per un'azione umanitaria importante non può che essere apprezzata. Io penso che l'operazione sia unica e abbia un inizio e una fine, quindi non penso che continuerà nel tempo. Poi dipende dall'evoluzione che ci sarà in Afghanistan, no? Perché la base di Aviano presiede un territorio molto vasto che comprende anche il Medio Oriente. Intanto oggi circa 150 migranti irregolari sono stati rintracciati dalla Polizia di Frontiera a Trieste in un'area compresa tra la zona del centro commerciale Montedoro e il comune di San Dorligo della Valle. Secondo quanto è stato reso noto, si tratta prevalentemente di persone provenienti da Pakistan e Bangladesh. La Polizia ha effettuato le procedure di identificazione. I migranti vengono anche sottoposti a tamponi. Secondo il protocollo dovranno osservare un periodo di quarantena fiduciaria. La pagina Covid con i dati di oggi: 1604 i tamponi molecolari effettuati con 70 nuovi contagi rilevati, tra cui 3 relativi a migranti richiedenti asilo. La percentuale di positività è del 4,36%. Per quanto riguarda i test rapidi antigenici, sono stati rilevati 8 casi su 2.937 test eseguiti. Qui la percentuale di positività è dello 0,27%. Non si sono registrati decessi, restano 9 le persone ricoverate in terapia intensiva, 32 sono gli ospedalizzati in altri reparti. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un operatore sociosanitario nell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Infine, relativamente alle strutture residenziali per anziani, si registra il contagio di un operatore. Il trend degli incidenti in montagna è in costante crescita e si teme che al 31 dicembre sarà superato il record di 453 interventi, dato relativo all'anno scorso, al 2020. Questo secondo il primo bilancio tracciato dal Soccorso Alpino e Speleologico. Sono stati 10 gli interventi portati a termine ieri dal CNSAS FVG in tutto il versante montano regionale. Il più impegnativo è quello che si è concluso con il recupero del parapendista morto dopo un incidente di volo sulle vette delle Dolomiti friulane. In generale, fino al 17 agosto, gli interventi del soccorso alpino nella nostra regione durante il 2021 sono stati 281, con 300 persone soccorse a fronte dei 276 dello scorso anno. È questo il primo bilancio tracciato dal CNSAS subito dopo il pienone di Ferragosto, che rappresenta il giro di boa delle vacanze estive. Nel dettaglio, dal 1 al 17 agosto 2021 sono stati 49 gli interventi di soccorso e ricerca dispersi in montagna che sono stati effettuati. Nell'ultima settimana, che si conclude proprio oggi, sono stati svariati gli interventi che hanno visto all'opera 370 volontari. In questi 7 giorni si sono moltiplicati anche gli incidenti nel settore del volo a vela e proprio ieri si è registrato il record annuale in fatto di richieste di soccorso giornaliere giunte alla centrale operativa Sores, che risponde al 112. Sono state 10 le chiamate
chiamate con richieste di aiuto giunte da ogni angolo della regione e girate ai volontari del soccorso alpino che le hanno gestite con l'aiuto dei velivoli della protezione civile e sanitario. Il trend in costante crescita di incidenti e infortuni fa ipotizzare che a fine anno si supererà abbondantemente il numero totale di 453 interventi del NSAS FVG del 2020, che già rappresentava il record storico. Ci sono stati diversi incidenti stradali oggi sulle strade della nostra regione, il più grave a Trivignano. Un grave incidente stradale lungo la Triestina questa mattina nel territorio del comune di Trivignano Udinese. Il conducente di un'auto ha perso il controllo della stessa ed è finito prima contro il guardrail e poi in un fossato, impattando contro una struttura in cemento. La vettura stava procedendo dalla zona della Dogana Vecchia in direzione Trivignano e nell'impatto molto violento il conducente, un 22enne residente a Romans di Sonzo, è rimasto ferito in maniera seria, ma è sempre rimasto cosciente ed è stato trasportato in elicottero al Santa Maria della Misericordia di Udine. A bordo dell'auto c'era anche una ragazza di Attimis, non ancora maggiorenne, ferita in maniera seria, intubata e trasportata a Udine in ambulanza. La strada è stata completamente chiusa per permettere l'operazione di messa in sicurezza e di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine e del distaccamento di Cervignano con 2 mezzi e 2 ambulanze. C'era anche la forestale che ha aiutato nella chiusura della strada e i volontari della protezione civile. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri di Palmanova. E un altro incidente si è verificato questo pomeriggio, poco dopo le 13, a Forni di Sopra in via Mauria. Il conducente di una moto, un uomo di 53 anni, ha perso il controllo ed è caduto sull'asfalto, rimanendo ferito fortunatamente in maniera non grave. È stato portato a Tolmezzo in ambulanza. Alle 13.30 a Cividale, in località San Guarzo, un uomo di 28 anni che stava pedalando è stato urtato accidentalmente dalla vettura condotta da un 65enne, anche lui di Cividale. Il ciclista è rimasto ferito ed è stato trasportato a Udine con l'ambulanza inviata dalla centrale SODES di Palmanova. Non è in gravi condizioni. Colpo da 20.000 euro a Udine in un'abitazione in Viale Volontari della Libertà. I malviventi hanno forzato la porta di ingresso in assenza dei proprietari. Dopo aver rovistato in tutta la casa sono riusciti a trovare monili in oro e preziosi di ingente valore. La scoperta della famiglia rientro, dopo la quale è scattata subito una chiamata all'112. Indagano i carabinieri della compagnia di Udine su questo furto appunto messo a segno nel capoluogo friulano. 2 incendi boschivi si sono sviluppati nella pineta di Bibbione in prossimità del Faro la scorsa notte. L'allarme è scattato alle 4:10, le prime colonne di fumo sono state avvistate alla foce del tagliamento sulla riva veneta, visibili da Marina 1 e dal ristorante Alcason. Sul posto subito i vigili del fuoco del distaccamento di Lignano insieme ai volontari a supporto dei colleghi di Portogruaro. Il primo incendio si è esteso per circa 30 metri quadri dalla foce sulla riva destra del tagliamento. Un secondo incendio boschivo vicino al faro per un'estensione di circa 500 metri quadrati. Le cause sono in corso di accertamento. Alle 8 di oggi i vigili erano ancora sul posto per controllare che le fiamme non riprendessero vigore dopo l'intervento di spegnimento. Si è avvicinata a un pensionato di 86 anni con il pretesto di chiedere delle informazioni, ma poi gli ha abilmente sfilato dal polso un Rolex e anche la fede nuziale. È successo a Sacile questa mattina vicino a un supermercato. La donna, la malvivente, indossava una mascherina. Il pensionato si è accorto del furto solo dopo mezz'ora, ha raggiunto la caserma per denunciare l'accaduto e ora si indaga per identificare al più presto la donna. Novità per il premio d'arte di Coseano, che per la nuova edizione propone agli artisti di tutto il mondo l'invio di opere di piccolo formato da inserire in una capsula del tempo, uno scrigno che sarà riaperto tra 100 anni. Una capsula del tempo per il noto concorso degli artisti che vede portare a Coseano tanti creatori da ogni parte del mondo. Abbiamo finalmente riavvolto il filo dopo 2 anni molto difficili e quest'anno faremo una cosa decisamente originale. Abbiamo invitato tutti gli artisti, infatti stanno intervenendo veramente tantissimi da tutta l'Italia e anche da oltre, per inviarci una loro opera d'arte, massimo 50 cm x 50 cm, da inserire in una capsula del tempo che verrà poi a sua volta inserita in un'opera d'arte, una vera e propria installazione alle mie spalle, appunto verso destra,
nella Piazza degli Artisti. Piazza degli Artisti che è il luogo appunto perfetto dove riscoprire fra esattamente 100 anni questa opera d'arte con all'interno un'altra opera d'arte, quindi è fondamentalmente un ricordo che vogliamo lasciare anche ai nostri posteri e a tutti quegli abitanti di Cosiano ma anche del Friuli che riscopriranno uno scorcio di Cosiano e del Friuli di 100 anni prima. Dopo un anno di stop causa Covid è tornata la regina delle staffette, la Tre Rifugi di Collina, a imporsi per la seconda volta consecutiva in una storica doppietta, la Gemona Atletica. 1:15:23, con questo crono i tre moschettieri vincono ancora. Tiziano Moia, Giulio Simonetti e Andrea Fadi firmano uno storico bis di successi alla staffetta Tre Rifugi di Collina dopo la vittoria del 2019. Hanno superato oggi la agguerrita concorrenza della Slovenia, dell'atletica Dolce Nord-Est di Nimis, contro gli altri il campione italiano e vice campione del mondo 2019 Cesare Maestri, e del team Scarpa con in prima frazione Petro Mamushaku, campione del mondo 2012. 76 le squadre al via in una edizione che solo dal punto di vista numerico ha risentito delle limitazioni Covid. Era d'obbligo il Green Pass. Dal punto di vista qualitativo, grande lotta di livello fin da subito con Maestri, Mamushaku, Timotei Bezzam, gli azzurri dello sci di fondo Luca Del Fabbro e Davide Grazia, ancora il Veneto Lorenzo Cagnati, Emanuele Manzi, Simone Bertini, Marco Filosi. In salita Moia, Lambertenghi Romanin cambia per primo, abbassando notevolmente il suo personale a 30,43. Incollato dietro a lui l'eritreo Mamushaku, poco dietro Bezzan e Maestri. Anche al Marinelli è Gemona Atletica. Simonetti ferma il crono migliore sullo Spinotti in 26,27, regge solo la Slovenia di Lapaine con una quarantina di secondi di distacco. Ne rosicchia 20 a Fadi, Plaznik lungo la discesa. Andrea Fadi tira dritto e va a prendersi ancora una volta il successo, liberando la gioia nell'urlo al traguardo. Terza l'atletica Dolce Nord-Est che scavalca il team Scarpa. Quarto nella top 5 ancora Slovenia B, seguita da una doppietta Timau Cleulis, da due squadre dell'Aldo Moro e dai marciatori Calalzo. Al femminile podio tutto straniero con la Slovenia prima e terza e seconda la Repubblica Ceca. Mojca Koligar, Petra Tratnik e la specialista in discesa Anna Kufer fermano il crono su 1:31:37. Prima formazione italiana al quarto posto l'Aldo Moro Paluzza di Rosi Martin, Anna Finizio e Paola Romanin. Ed è tutto, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buon proseguimento di serata.